Bene, eccoci insieme anche oggi. Un dato: più del 50% dei dissesti geologici in Europa avviene in Italia. Quando parliamo di dissesti geologici si parla soprattutto di movimenti franosi. Ne parliamo con Tatiana Bartolomei, che è la presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto. Lei in un recente intervento ha scritto che passata l'emergenza maltempo, il conto però non è finito, se ne aprono di nuovi. Cosa succederà dopo il cataclisma in qualche maniera che ha colpito la regione e soprattutto le zone montane? Quali sono le vostre paure? Le nostre paure sono concentrate, più che altro le nostre, al di là delle paure abbiamo degli obiettivi e delle sensibilizzazioni. C'è una paura comune, credo che finita l'emergenza ci si dimentichi del problema. Ecco, direi che questa è una ennesima occasione per pensare e per concentrarsi sulla prevenzione anziché sull'emergenza. Per cui alla luce dei fatti che sono accaduti e che abbiamo visto, dobbiamo iniziare a pensare alla gestione di un territorio che è molto fragile come il nostro italiano, suddiviso per particolarità, ogni regione ha la propria particolarità e all'interno della regione ci sono delle criticità molto differenti, perché noi abbiamo una parte di regione montuosa, un 30%, una parte collinare e un rimanente 56% di pianura. Quindi le problematiche, le criticità idrogeologiche sono nettamente differenti e vanno gestite in modo differente. Per cui io credo che dopo l'osservazione dei fatti, delle conseguenze, sia importante concentrarsi appunto prima sull'osservazione di quelle che sono le criticità che abbiamo riscontrato, una valutazione degli strumenti che abbiamo per risolverli, evidenziare se ci sono delle carenze, se bisogna migliorarli, perfezionarli, aumentare ovviamente la cultura geologica che è molto bassa, è troppo bassa rispetto all'ambiente e al territorio in cui ci troviamo. Una volta che abbiamo analizzato quali sono gli strumenti, bisogna metterli in atto, quindi bisogna credere nella prevenzione. Ricordo che la prevenzione rispetto all'emergenza ha un rapporto 1:7, per cui è convenienza cioè costa 7 volte meno intervenire in prevenzione di quanto costa riparare i danni, senza considerare le vite umane che sono incommensurabili. Esattamente, le vite umane, il patrimonio storico, ma anche gli aspetti psicologici sulla vita umana e soprattutto io penso che la collettività abbia la necessità di avere fiducia nell'amministrazione, perché è fondamentale, deve esserci un senso sociale che io in generale vedo un po' scarso rispetto magari a altri paesi europei. Per cui sentirsi... C'è un altro dato che non si considera mai, dalle statistiche, insomma, leggevo, un disastro di origine naturale blocca lo sviluppo economico a lungo, non solamente per il momento contingente del cataclisma, ma anche in prospettiva perché la gente ha paura, non ci si sente più sicuri. Esatto, la paura va gestita in modo intelligente, tanto più che gli strumenti ci sono, effettivamente ci sono delle norme ben precise, specifiche, addirittura quest'anno c'è stato anche un aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, dove la competenza geologica di studio è definita in modo molto chiaro, per cui le amministrazioni pubbliche possono fare riferimento. E un altro aspetto importante è che la categoria dei geologi che io rappresento come ordine vuole collaborare in modo positivo per la pubblica utilità, perché questo è proprio necessario. Ecco, mi soffermo un attimo su questo aspetto. In un vostro comunicato avete scritto: i geologi si rendono disponibili ad offrire il loro supporto ad enti e protezione civile. Devo dire che se penso al geologo di 15 anni fa, nessuno avrebbe consigliato a un ragazzo di andare a fare geologia all'università, pareva una professione destinata alla disoccupazione. Poi le cose sono oggettivamente cambiate e oggi purtroppo per certi versi siete un mestiere di moda, ma ancora dovete in qualche maniera proporvi, cioè non siete ancora
sufficientemente considerati? Cioè, quello che sta accadendo non basta per capire che siete indispensabili? Si sente parlare spesso, in occasione poi di questi fatti, di idrogeologia si richiama molto la figura del geologo. Di fatto però dovrebbe essere utilizzato in misura maggiore e migliore. Ovviamente, in particolare nel Veneto, non c'è una grande diffusione del geologo nelle pubbliche amministrazioni e questo può essere una difficoltà perché in effetti i funzionari, i tecnici che sono presenti nelle amministrazioni possono avere anche delle difficoltà interpretative, non si può pretendere che abbiano tutte le conoscenze. E comunque il dato di fatto che le risorse sono queste. Altre regioni hanno invece maggior presenza di geologi a livello di amministrazione e funzionano in modo diverso. Importante è che, così come siamo, si riesca a trovare una collaborazione anche con gli enti, con la Regione. Oggi pomeriggio ho un incontro in Regione per cercare di fare il punto della situazione, per vedere che cosa è possibile, quale può essere il contributo da parte nostra. Quindi credo che questo sia un aspetto importante, poi bisogna darsi da fare, essere pragmatici e pensare che le cose si possono e si devono fare, perché siamo anche molto in ritardo. Cioè, il territorio comunque è stato gestito in un certo modo, per cui non si può far marcia indietro per certi aspetti, però da qui in poi si può cercare di migliorare. Quanto accaduto nei giorni scorsi sul Veneto è stato definito dal Presidente della Regione Zaia la tempesta perfetta. Però alla tempesta perfetta oggettivamente il Veneto ha saputo rispondere perché è migliorata la rete infrastrutturale negli anni recenti. Quello che mi sembra nuovo sono alcuni fenomeni. Il vento, cui in queste dimensioni non eravamo abituati, perché le foreste abbattute credo sia un'immagine assolutamente nuova, e poi anche la quantità d'acqua, perché di fronte a 800 centimetri in 10 ore non so onestamente cosa si possa fare, insomma basta pensare, cioè, voglio dire, quasi 1 metro d'acqua in una giornata. Concentrato. Si poteva secondo voi fare di meglio? Allora, qui si aprono vari discorsi. Il primo aspetto della protezione civile, sono stati migliorati molto dal punto di vista dell'organizzazione, della comunicazione. Sono state fatte delle opere come i bacini di laminazione, per cui io sono vicentina, quindi il 2010 l'abbiamo sentito, io stessa ho lasciato casa. Dicevo, è migliorata la situazione. Quindi è migliorata, soprattutto la comunicazione è importante. Allora dico, se è migliorata la protezione civile vuol dire che anche la prevenzione ha la possibilità, volendo, di migliorare. Certo, i bacini di laminazione rispondono ad una logica di prevenzione. È un primo step, certo. Poi ci sono questi eventi molto concentrati. Allora, sono concentrati nel senso che magari la media mensile non so, del mese di ottobre è più o meno equivalente, degli anni precedenti è più o meno equivalente a quella di quest'anno, certo che quest'anno si è concentrata in pochissimi giorni. Cioè, i cambiamenti climatici si vedono? I cambiamenti climatici ci sono più concentrati, sono più ravvicinati, infatti adesso si fa un raffronto col 1966, sono passati 52 anni, ma è probabile che non attenderemo altri 52 anni. Quindi significa che le cose devono essere gestite in modo diverso. Questo paradossalmente è un aiuto, perché il limite della prevenzione è che poi, siccome poi alla fine significa investimenti, quindi banalmente significa soldi da pagare per il cittadino, quando il tempo di ritorno è di 200 anni uno la vede lontanissima, non lo avverte come un problema che lo tocca. Adesso i tempi sono talmente ravvicinati che insomma, capiamo che dobbiamo mettere in qualche maniera metaforicamente mano al portamonete, altrimenti i risultati sono veramente gravi. Sì, quindi prevenzione, cultura geologica, relazioni geologiche. A volte possono sembrare degli studi, perché è una materia un po' difficile,
Certe considerazioni possono essere banali e non lo sono frutto di osservazioni su larga scala, di osservazioni sul territorio. Ieri sono stata nel territorio a Gordino, ho visto delle foto aeree molto interessanti fatte dal comune di Taibon a Gordino, e da lì il territorio ci comunica quali sono le criticità, quindi da un'analisi geomorfologica si vedono già le prime informazioni necessarie da adottare, quindi bisogna Il territorio esce considerare. oggettivamente indebolito. Certo, sì, con queste precipitazioni così violente, il vento che ha creato un problema. Ma può aumentare il pericolo di frane adesso? Beh, le frane sono da tenere monitorate, adesso gli apparati radicali non ci sono più, quindi ci saranno delle zone che avranno minore sostegno, quindi bisogna poi valutare se i fenomeni sono superficiali o meno. Non si sta parlando di frane presumibilmente, adesso Certo. facciamo un discorso molto generale, perché le frane del Tessina ha una storicità, ci sono dei controlli molto avanzati e crea delle problematiche diverse. Si parla Comunque il rischio aumenta perché in effetti Sì, le piante servono hanno una funzione importante. ma anche il fatto che una volta la comunità montana poteva gestire il territorio e ripulirlo, manutenerlo in modo migliore, anche con delle soluzioni proprio di semplice buonsenso, ripulire i greti del fiume, non lasciare gli accumuli. Quello che ho visto ieri sono alvei del torrente molto, molto ampi, però con una convessità, cioè nella parte centrale ci sono degli accumuli, quasi degli isolotti di ghiaia. Ovviamente le acque impetuose vanno a scalzare lateralmente, Certo. E le strade scendono, quindi sono dinamiche, insomma, che bisognerebbe cercare di prevedere e trovare delle soluzioni molto pratiche per ovviarle. Intanto grazie, abbiamo capito che il lavoro non vi mancherà. Speriamo, nel senso... No, speriamo professionalmente. Non nel senso, Avremmo sì. preferito un altro tipo di lavoro per i geologi. Sì, ecco. Grazie a Tatiana Bartolomei, che è la Presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto. Lei non l'ha detto perché non spetta a lei. Poi ci sono altre questioni che sono la lotta all'abusivismo, che ovviamente è un altro aspetto importante, dell'assetto del territorio, così come servirebbe una legge contro il consumo di suolo. A livello nazionale dal 2012 è stata presentata in Parlamento e si è persa nei meandri. A livello regionale è stata varata, ma entrerà a regime nel 2050. Insomma, nel 2050 sì, il consumo speriamo a che zero. E qui l'impressione è che il tempo non ci dia tempo, per cui bisognerà accelerare. Buon lavoro. Grazie. A voi, alla prossima.